mentre un giorno aiuto lumeciato faccio munzeggia di palore e ascuto come giù sono quando è delicato, voce di l'arma, un coro sconosciuto, ed io mi sento come commigliato d'un velo di bellezza che è infinito, d'un isoletto mezzo allo creato, pare che volo dallo cielo un foto, mi ridino le stelle e notte fonda, la musica non cala e le sonote arrivano festose insieme a mia, mi ridino le stelle e mentre luna arriva dallo scoglio e se lo scote, tu arrivi ca e mi pigli. Poesia. Giunta alla mente, lasciata dove stava nonna mia, ricordo di giornate, di momenti, di quando Nico mi ci divertia. Non c'era piccerino più contento, appresso a due pallone che corria, una porta a muro fatta malamente, giocare il gioco, quanto mi piaceva. Mi gravo l'occhio, tutto è sciacanciato e in testa sciata non più vocia. C'è solo sto silenzio sconfinato che t'accoppona quasi, tuttavia non sento più la voce, l'ho sociato. E già mia nonna, quando mi diceva, ne non so peggio, ancora non hai stancato. E lesta poi, se mi già sia. E quando il giorno dava largo scuro, ci consegnavo solo sta allegria. Ed Iddu mi cantava, sta sicuro, domani Nino, sogno a Recottia. Ed Iddu mi cantava, sta sicuro, domani Nino, sogno
a Recottia. Spizzoleggio non nascoglio e ci racconto so come succede, ci parlo senza affronto, mi ci scioglio e pacenzioso ascolta i miei pensieri, ci conto di sta vita senza freni che n'assecuta sempre di continuo, di quando aiuto camole e velene e m'arretiro in casa chino chino. Ci conto delle tante discussioni che vai facendo con una poco gente, di quando vi ingiustizie e l'ossessione e chi dà non potere fare niente. Ci conto della sofferenza umana scorpita in faccia delle picciotte, di quando a vota fieri s'allontana lasciando te le rupa le capite ed iddo ascolta tutto buono e dolce con una pazienza che non ha confine, si puro sta in silenzio la sua voce la sento che mi già senta le vene e mentre mi ristoro a un certo punto mi voto dietro lato per sumare ed iddo mi regala lo tramonto come risposta a tutto sto penare.
quello che conta in realtà è riuscire a trasmettere qualcosa utilizzando le parole giuste. Non c'è bisogno di aver studiato per leggere o ascoltare le poesie, basta sentirle, amarle, perché parlano di noi, anzi, come vorremmo parlare noi. Il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera. Non v'è denaro nella poesia, ma del resto non v'è nemmeno poesia nel denaro. La poesia è, insomma, la parte più sublime del mondo. Tutto può essere poetico: un paesaggio, un dipinto, una scultura, un cortile. Non voglio usare i soliti valori per dire di sta terra so qua dire, e manco, pur essendo scialacore, parlare di tramonte, darbe e sere. Voglio capire solo se sta terra vuole ascippare a rarica do male, che sempre più la punci si l'afferra, ci sugo sangue e poi ci sto calare. Voglio capire se due stime frate possono affrontare lo problema anchino, o vanno solo sanno sciate e sciate, restando indifferente di continuo. Voglio capire se due sacrifici di tanti che morero per giustizia non fuori dato vento con le feci, lottavo con mento contro ogni malizia. Se non volevo più un altro capace o un altro pezzo lungo, tutti insieme avevamo a dire basta. Non mi piace, perché non sopportiamo con il spreme lo sangue che ne scorre in tale vene per fare ancora sangue. Se priamo, può darsi che si sciogliono i catene per avere la libertà che meritiamo, per dare sta Sicilia ai nostri figli libera e luscia. Tanto si può dire di liberizie chiave che sui gigli e poi di tramonte, darbe e sere.
Dedico questo momento a tutte le mamme presenti stasera e a quella splendida mamma che si è prestata al nostro gioco di stasera. Ufalaretto. 46 sull'anni che passarono. 2 giorni che mia madre fece a mia. Che posso dire? Parse che volarono. Lassanno surco e la malinconia. Assumma, non ricordo paro. Ufalaretto che mia madre avvia. Quando nico per riparo di sutta e sutta io mi ci mettia. Dico discante, parra figlio bello, e chiesto che mia madre mi diceva. Mi dava una carezza e un basonetto e tra le braccia dopo mi stringia. Aggiungoni a tontalo falaretto, toccava stidi e luna e poi scinnia, volava in cielo come fanacetto, per chiesto di da sotto mi muoveva. Mi trovo grande, un uomo già maturo, e non c'è nudo che mi guarda mia. Mi sento che va a dire, nuro e cruro, con l'armicetta a volte che penia. Cerco la vita, ma che trovo? Un muro, e spesso la mia testa smacinia che m'addi si asserrere, ve lo giuro. Tu falaretto, che maglionia. dedico a mia moglie che si trova lì in mezzo a voi. E l'ultima non è perché merita l'ultimo posto, ma perché voglio che rimanga più delle altre. Era stagione. Lumare corteggiava la rena
mentre una legge ciusciata di vento accarezzava le tue maciglie arrossicate. Lo primo vasone e fu come abbrazzare lo mondo. E tu, che ti facevi nica tra le mie mani davanti a tuo tramonto, le mie labbra mai conoscero amore più grande che fuggivo dello tempo senza perdere sostanza. Come a danno le mie mani scorrono dalle tue cianchi e t'ammuantano. E tu, mica, sei ancora mia.
questo cane non si sta zitto, lo uccido. Io sono amico degli animali, Angelo Lombardi. Allora, intanto grazie per l'invito da parte di Nino, che è il capoconsole dei metallurgici. Noi non speravamo tanto, ma innanzitutto devo ringraziare un nostro componente che è stato il gancio per questa manifestazione, Peppe De Caro, è lì al fiscale. Perché Peppe De Caro ha fatto di tutto per farci venire a fare questa manifestazione, finito te, ti ammazzo. Allora, io devo presentare il gruppo, ma naturalmente l'avete visto all'opera. Le ragazze sono Silvana, Chiara, Marina, Giusy, Anna, Rosy, Valentina e Marina. I ragazzi invece sono Fedele, il nostro comandante Elena Sebastiano, e Danilo Maltese, Sciarrino Emanuele, naturalmente il nostro tenore Teo Venta, che ha bisogno di un applauso maggiore. Naturalmente grazie a tutta l'Unione Maestranza, perché in effetti la manifestazione è stata anche un supporto dell'Unione Maestranza. Però il fulcro di quest'andazzo, di questa manifestazione è uno solo, il nostro complesso musicale, composto da musicisti di vecchia generazione, perché iniziamo subito con il nostro bassista Giovanni Guitta, leader dei giovani negli anni 60. Eccolo lì. Naturalmente dei giovani, adesso c'ha i capelli bianchi. Naturalmente al friscaletto Peppe De Caro, non ci sono tutti e non c'è motivo di non conoscerlo. E poi abbiamo un piccolo talento che abbiamo scoperto da 3 anni a questa parte, che è il nostro piccolo maestro, la nostra mascotte. Ha 15 anni, Emanuele Di Vita, alla fine del mondo. Al tamburo è sempre un discorso un po' atavico, perché praticamente è sempre lei quella che dà i tempi, quella che dà diciamo, la parsimonia allo spettacolo, e Silvana Acquaviva. Teo Venza ve l'ho presentato, perché vieni qua, vieni qua. Mi dai quella cosa per favore? Grazie. Passala. Io e naturalmente il coro Città di Trapani è stato diretto dal maestro Gaetano Castiglione alla chitarra. Io però prima di chiudere volevo offrire così un nostro oggetto, un nostro piccolo cadeau del coro Città di Trapani alla persona che ha tenuto questo spettacolo. Voi sapete già di chi parlo, e parlo di Nino Barone. E naturalmente questo piccolo cadeau glielo faccio consegnare al suo rivale, che è Ceto Muratori, Ceto Metallurgici. Sono rivali, non sono rivali, sono amici. Ecco qua. È chiaro che non sono rivali, sono amici, perché è da tanti anni che sono nella sfera dell'Unione Maestranza. Credo che insomma il ceto dei metallurgici, così come il ceto dei fornai, come il ceto dei salinai, il ceto dei muratori, siano diciamo un fiore all'occhiello per la nostra processione dei misteri. E facciamo un applauso alla processione dei misteri, che è sempre quella che ci porta tanti per tutti i turisti.
Allora, grazie a tutti e buonasera, grazie per la vostra presenza così nutrita. Io stasera ho, come dire, coronato un mio piccolo sogno, era quello veramente di voler fare un momento culturale di poesia e musica che è una perfetta simbiosi, si sposano molto bene, lo abbiamo visto anche stasera, proprio in un cortile del centro storico, uno per valorizzare sempre di più il nostro centro storico, giusto quasi coincidenza ha voluto che questa manifestazione abbia preso vita proprio nella notte bianca poi istituita dal Comune. Io ho coronato questo sogno, ho conosciuto, veramente già conoscevo, ma così mi sono accinto più da vicino nella conoscenza del gruppo musicale Coro Città di Trapani, che seguivo tramite Peppe De Caro nella loro attività culturale, e ho avuto il piacere di conoscere tante belle persone e provare qualche sera con loro. Spero che questa sia la prima di una serie di eventi magari che in futuro si possano organizzare. Grazie a tutti per la vostra presenza, grazie. Trapani, chi t'affacci in mezzo mare, tu porto ti pare che chi lampari.